Questa è la storia di Venezia, ventunesima parte dal 1700 al 1789. Alvise II Mocenigo viene eletto nel 1700, inaugurando la politica di ferma neutralità che contraddistingue l'ultimo secolo della Repubblica. Venezia rimane quindi fuori dalla guerra di successione spagnola. Il doge muore nel 1709. Viene eletto Giovanni II Corner. Nonostante il desiderio di rimanere fuori dalle guerre, il 9 dicembre del 1714 l'impero ottomano dichiara guerra a Venezia per riprendersi la Morea. L'attacco inizia nel 1715. Dati i pochi uomini disponibili per difendere l'intero territorio, si concentrano le forze nella difesa di fortezze strategiche come quella di Neoplia e di Corinto. Gli ottomani il 5 giugno sbarcano sull'isola di Tino e il 7 luglio sull'isola di Egina, entrambe si arrendono senza combattere. Contemporaneamente l'armata di terra ottomana il 29 giugno assedia Corinto. Il 4 luglio, dopo un intenso bombardamento che fa crollare il portone principale, i veneziani si arrendono. Il forte di Nauplia, nonostante fosse tra i più moderni, data la scarsità di uomini preparati a difenderlo, il 17 luglio subisce la stessa fine. Questo porta alla resa degli altri forti e a fine agosto l'intera Morea è in mano ottomana. Vengono abbandonate anche Santa Maura e le ultime basi vicine a Creta. Lord Schulenburg, uno dei migliori generali dell'epoca, è nominato capo dell'esercito veneziano e viene convinto l'imperatore austriaco Carlo VI a entrare in guerra alleato con la Serenissima il 16 aprile 1716. Corfù è estremamente importante visto che la sua caduta permetterebbe all'impero ottomano di minacciare l'Adriatico e la stessa città di Venezia. Lo Schulenburg raggiunge l'isola il 15 febbraio 1716, riattiva le fortificazioni e costruisce nuove trincee. A luglio gli ottomani sbarcano, ma dopo vari assalti falliti il 21 agosto si ritirano. Sul fronte principale l'Austria comandata dal generale Eugenio di Savoia vince nei Balcani. La pace di Pastorowitz nel 1718 costringe Venezia a riconoscere la perdita della Morea, consentendole di mantenere solo le isole Ionie e di mantenere i possedimenti in Dalmazia. Nel 1721 il confine dalmata viene definitivamente stabilizzato con la definizione della cosiddetta linea Mocenigo. Nel 1722 diventa doge Alvise III Sebastiano Mocenigo. Venezia, ridotta a potenza marginale nello scacchiere internazionale, vede ridursi progressivamente il dinamismo del suo ceto politico, man mano che questo sposta i propri interessi alle proprietà agricole di terraferma. Vengono fatte entrare moltissime nuove famiglie nel patriziato, a pagamento per sostenere le finanze pubbliche, ma anche con lo scopo di rinsaldare i legami con i ceti dirigenti della terraferma. In questa epoca si cerca di rimediare, con difficoltà, alla grande corruzione statale e rivitalizzare l'economia nazionale ormai esausta. Il doge muore nel 1732, governa poi per poco Carlo Ruzzini, gli succede nel 1735 Alvise Pisani. In questa epoca cresce lo sfarzo delle feste e degli eventi che rendono celebre Venezia in tutta Europa come città di piacere e di divertimento, oltre che di cultura, grazie alla libertà di pensiero garantita dalla Repubblica contro le pressioni della Chiesa. A partire dal 1736, grazie anche all'introduzione di nuovi tipi di navi, dette atte, con equipaggio ridotto e molti cannoni come difesa, l'economia migliora. Nel 1741 viene eletto Pietro Grimani. Durante il suo dogato, grazie ai finanziamenti statali e alla sua protezione, si sviluppa molto l'attività culturale e artistica. Anche l'economia, già rifiorita col Pisani, riprende forza anche grazie ai vantaggi portati dalla politica di neutralità nei conflitti europei, che consente ai mercanti veneziani di commerciare liberamente in tutti i paesi. Il Grimani muore nel 1752 e gli succede Francesco Loredan. Aumentano gli scontri tra conservatori e chi vuole riforme politiche che aumentino il dinamismo della Repubblica. Nello scontro prevalgono i conservatori e i principali esponenti della parte avversaria, tra cui l'illuminista Angelo Querini, vengono incarcerati o esiliati. In questo clima viene arrestato nel 1755 il turbolento Giacomo Casanova, rinchiuso nelle prigioni dei Piombi, riesce poi ad evadere. Lo scoppio in Europa della guerra dei 7 anni continua la ripresa economica veneziana e questo rafforza ancora di più l'ala conservatrice del Maggior Consiglio. Il Loredan muore nel 1762, governa poi per appena 10 mesi Marco Foscarini. Nel 1763 diventa doge Alvise IV Giovanni Mocenigo. Nel 1764 viene firmata la Convenzione di Ostiglia, che stabilisce in via definitiva i confini occidentali della Repubblica con i possedimenti austriaci nel milanese. In realtà poi si rivela essere la copertura di un'azione di spionaggio a danno delle difese della Serenissima. In questa epoca Venezia è colpita da una grave crisi economica, contro la quale si cerca di reagire promulgando leggi per limitare il lusso, che non trovano però nessuna reale applicazione. Viene fatta una riforma fiscale per ridistribuire la pressione sui cittadini e vengono aboliti i dazi interni, mentre si cerca di rivitalizzare i commerci agendo contro i pirati barbareschi, colpiti con una spedizione nel 1766 contro Tripoli che costringe il signore locale a stringere accordi commerciali con la Repubblica. Altri accordi si tentano anche a Tunisi, in Marocco, nell'impero russo e anche nelle Americhe.
Nel 1767, nell'ambito di un miglioramento dei rapporti con l'Austria, Venezia è visitata nel 1769 e nel 1775 dall'imperatore Giuseppe II. Il doge muore nel 1778 mentre una nuova spedizione punitiva viene condotta contro Tripoli. Nel 1779 gli succede Paolo Régnier. Nel 1782 la città è visitata da Paolo di Russia, conte del nord, e da Papa Pio VI, e 2 anni dopo da Gustavo III di Svezia. Ma, nonostante queste importanti visite, la condizione politica veneziana è sempre più marginale nello scacchiere europeo. Nel 1785-86 per l'ultima volta la flotta di San Marco entra in guerra. Al comando di Angelo Emo vengono bombardate Sfax, Tunisi e Biserta, ponendo definitivamente fine alle minacce barbaresche e ai residui traffici veneziani. In questo periodo, comunque, la Serenissima brilla ancora dal punto di vista del profilo culturale. Basti ricordare i nomi come Vivaldi nella musica, Goldoni nella letteratura e Tiepolo il Canaletto nella pittura. Il Settecento si contraddistingue per la diffusione del salotto letterario, tipico della Francia illuminista. Questi salotti si fanno dibattiti letterari, politici, si intrattengono conversazioni amorose, si gioca a carte. Vanno menzionati il salotto di Isabella Teotocchi Albrizzi, frequentata dai più famosi letterati dell'epoca come Ugo Foscolo, Lord Byron, oppure quello di Marina Querini o di Giustina Renier Michel, frequentati anche da Antonio Canova e Madame de Staël. Anche se questi salotti sono a favore delle idee rivoluzionarie, lo sono meno per la rivoluzione francese. Il 9 maggio 1789 viene eletto l'ultimo doge, Ludovico Manin.